Quando si parla di Marco Polo, noi parliamo del personaggio, dimenticandoci però un fatto fondamentale, che non esiste nessun documento sul suo viaggio in Cina, né qui né lì, se non il suo libro. In altri termini, lui, prima di essere un personaggio storico, è un personaggio da romanzo. Un personaggio da romanzo la cui esperienza fondamentale conosce una sola testimonianza, la sua. Quindi è un fatto eccezionale, anzi potremmo dire che i fatti eccezionali della vita di Marco Polo sono due: essere andato in Cina, esserci rimasto per circa 20 anni, essere tornato ed essere riuscito a raccontare questa storia. Il punto fondamentale è che tutto questo è del tutto nuovo per l'epoca. Chi lo aveva preceduto verso il mondo mongolo era arrivato al massimo fino a Karakorum e non aveva visitato né la Cina né l'Indocina. Sono i monaci francescani che viaggiarono intorno al 1240-1260. Non solo, l'idea di scrivere in volgare per un pubblico che non fosse quello dei chierici, dei colti, è una novità assoluta e si deve fondamentalmente al suo coautore, che è Rustichello da Pisa. Che cosa viene fuori da questa sorta di paradosso? Viene fuori un libro che è stranissimo e che non ha corrispondenti nei generi letterari dell'epoca, ma nemmeno nei giorni nostri, perché di fatto è un'enciclopedia geografica, ma è costruita sulla base dell'ordine geografico dei movimenti di Marco Polo. Quindi la storia, come dire, recupera la geografia. C'è una parte iniziale in cui Marco racconta il suo viaggio, ma lo racconta non per darci i suoi sentimenti, le sue sensazioni, ma per garantire che il viaggio era avvenuto. Perché, come tutti i documenti che riferiscono di fatti da parte di un solo testimone, il problema del Devisaman du Monde, come era chiarissimo a Marco da subito, era di essere creduto. Cosa che non è così pacifica, perché i primi a non credere al suo libro e pensare che fossero delle fantasie sono di fatto già dei lettori contemporanei o di un secolo dopo. E tuttora è molto vigorosa negli ambiti degli studi l'idea che lui non sia arrivato oltre la Persia e che tutto il resto sia una finzione costruita raccogliendo le informazioni dei viaggiatori conosciuti in Persia.